Ha vinto la ragionevolezza, che vuol dire 2 ospedali a Padova, un nuovo policlinico universitario in una zona ancora da decidere, che non sarà Padova Ovest, mentre in centro resterebbe un nosocomio ridotto a 1000 posti contro i 1400 di oggi. Mi rifiuto di pensare in questa fase che si possa valutare di andare muro contro muro e trasferire l'ospedale. C'è un'opportunità che è quella di fare il nuovo policlinico universitario, quindi non solo con i 1000 posti letto, ma le cliniche e tutto quello che sono le aule, i laboratori, che è la complessità dell'università. E dove abbandoniamo, cioè il vecchio sito, diventerà un nuovo ospedale, un ospedale diciamo recuperando gli stabili che abbiamo ristrutturato, da 1000 posti letto, quindi trasferiamo lì Sant'Antonio e trasferiamo in altri stabili sempre nella stessa area l'Istituto Oncologico Veneto. Il presidente del Veneto sembra avere trovato la quadratura del cerchio dopo vari tira e molla di idee, prima con il sindaco reggente di Padova Rossi e poi con il successore Bitonci. Una parte dei padiglioni ospedalieri di via Giustiniani, alcuni dei quali risalenti ai primi anni 60, verrebbe demolita per creare parcheggi e aree di manovra più comode per mezzi sanitari e persone. Il cuore della celebre sanità padovana resterebbe quindi al suo posto. Perché dietro a un ospedale come quello di Padova c'è la pediatria, l'oncoematologia pediatrica, sono i trapianti, c'è un centro di trapiantologia cardiaca che è unico a livello internazionale, per cui penso che ci siano, se i tempi sono ragionevoli dubbi che dovranno essere chiariti, punto. Nella ragionevolezza ci sta tutto. Il presidente ha poi chiesto al sindaco di Padova di fargli avere a stretto giro di posta i risultati della commissione tecnica incaricata dal primo cittadino euganeo per girarla ai tecnici della regione, che valuteranno la fattibilità che l'ospedale resti in centro. Per l'intrapresa dei 2 nosocomi sono pronti 150 milioni di fondi regionali, ha detto Zaia. Ne servono altri 550, già chiesti al tasso dell'1% alla Banca Europea per gli investimenti. Venezia però aspetta altri finanziamenti dal governo. Se venisse a mancare parte di questa somma, si ricorrerà, ha detto Zaia, come ultima chance al project financing.